Riducono i contagi nelle terapie intensive e cala la pressione. Nei prossimi giorni, annuncia Zaia, si definirà la scaletta delle riaperture anche degli ospedali Covid come Schiavoni e Sant'Orso. Il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, fa il punto della situazione e annuncia test a tappeto in tutte le case di riposo. Un uomo di Dese è stato denunciato dai carabinieri per false attestazioni, delitti contro la salute pubblica, positivo al coronavirus, stava passeggiando nel bosco di Favaro. In 15 giorni sono state controllate dallo Spisal 3.000 aziende, i dati illustrati dall'assessore Lanzarin, che ha annunciato anche l'avvio dei lavori delle unità speciali USCA. Il sindacato Andrea Ceresè è risultato negativo al test del Covid-19 ed è stato dimesso dall'ospedale e dovrà comunque stare a riposo per una polmonite batterica. Mentre continuano la distribuzione di mascherine da parte della Regione, l'assessore Bottaccini invita il governo a fare chiarezza sulla dicitura dispositivi di protezione individuale. La proposta di un imprenditore veneziano che ha offerto alla Regione la disponibilità di una sua struttura ricettiva per dare alloggio a chi esce dal coronavirus con 55 posti letto. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. In primo piano, come sempre, il bollettino regionale delle persone contagiate, delle persone positive. In Veneto sono più 110 rispetto a questa mattina, quindi si arriva a quota 10.025 nel Veneto. Per quanto riguarda Venezia sono più 21 e si raggiunge 1.248 persone positive. Le persone ricoverate invece in ospedale nel Veneto sono 1.577, il risultato insomma con meno 25, quindi un dato negativo finalmente, 25 persone che quindi sono uscite dall'ospedale, 316 le persone ricoverate in terapia intensiva, meno 6, anche qua un segno finalmente negativo, meno 6 persone quindi sono uscite quindi dalla sala di terapia intensiva. 16 purtroppo ancora le persone che hanno perso la vita, di cui 2 nell'ospedale di Dolo. Ed ora andiamo alla consueta conferenza stampa del presidente Zaia, che ha parlato del dopo emergenza sia per quanto riguarda l'attività degli ospedali sia dal punto di vista economico. Sentiamo. Questa è la settimana definitiva per i veneti. Da un lato siamo felici perché il lavoro fatto dai cittadini pesa sui dati, ma anche preoccupati perché non sappiamo cosa succederà con le aperture. Ha esordito così il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa. I prossimi giorni saranno determinanti per capire qual è la strada da percorrere e si pensa ai prossimi passi che in Veneto passano attraverso una data ormai alle porte, quella del 15, quando scadrà il piano delle restrizioni dell'attività sanitaria. Noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza e vi dico che io ho anche la speranza di pensare anche se ci riuscissimo quasi anche di revocarla. Sarà necessario valutare i carichi di lavoro degli ospedali, ha spiegato il presidente, che questa mattina ha affrontato il tema in videoconferenza con i direttori generali. Ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di 2 ospedali principali che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. 2 ospedali attualmente con pazienti Covid, ancora strategici, ma in un'ottica di fine emergenza, ha spiegato Zaia, dovrà riprendere l'attività ordinaria dei nosocomi e in quest'ottica di lento ritorno alla normalità trovano posto i letti di terapia intensiva con oltre 1 migliaio di macchinari complessivamente allestiti per affrontare l'emergenza. Verranno disallestiti solo quelli che tecnicamente sono ingombranti. Noi abbiamo dovuto allestire le terapie intensive nelle sale operatorie, cioè dove prima operavano, oggi ci sono i letti agganciati, quindi quelli dobbiamo sgomberare tutti perché non possiamo fare una camerata su una sala operatoria, ma tutto quello che possiamo lasciare pronto all'uso, che sia coronavirus futuro o che sia utilizzo ospedaliero, lo lasciamo. Piano di ripresa sanitaria che non dimentica i medici in pensione richiamati in queste settimane, un patrimonio che il Veneto vorrebbe mantenere anche dopo l'emergenza. C'è una dotazione di personale che assolutamente noi vorremmo ottenere. Sul fronte dei medici a noi non bastano mai, che sia chiaro.
e non voglio sentir dire da nessuno che la Regione non li ha assunti. Non ci sono. Ma negli ospedali si continua a combattere contro il Covid-19. Parallelamente la lotta al virus passa anche attraverso i test seriologici condotti dalle università di Padova e Verona su un campione rappresentativo di 2-3 mila casi per verificare la presenza di anticorpi. Posso annunciare che è iniziato. Accanto alla ripresa dell'attività sanitaria c'è quella economica. Zaia si è detto pronto a lavorare questa settimana con il governo per discutere del nuovo DPCM. Per quanto riguarda le riaperture, il governatore veneto spiega di immaginare una fase di transizione. Noi abbiamo già un'idea di come aprire e anche magari qualche azienda in maniera molto sperimentale per analizzare anche altri aspetti. Ci sono molti imprenditori che si sono anche proposti di essere cavia nella riapertura. E per i negozi? Dobbiamo vedere come va questa settimana e alla volta di venerdì io vi dico già quali saranno le scelte, nel senso che bisognerà vedere i dati. Per questa settimana può riportarsi nell'oblio o andare verso uno svuotamento. Non possiamo abbassare la guardia perché la situazione potrebbe cambiare da un giorno all'altro. Ecco che l'appello rimane sempre lo stesso: stare a casa ed evitare assembramenti, anche e soprattutto durante Pasqua e Pasquetta. Farò una proposta di fissare un giorno di Pasqua e Pasquetta un po' più avanti e lo celebreremo tutti, facciamo così. Insomma, facciamo indifferita. Propongo la Pasqua e la Pasquetta indifferita come festeggiamento. Attenzione, non come rito religioso, sto parlando come pranzi e scampagnate. Il governatore Zaia ha poi firmato una nuova ordinanza per i trasporti. Dalla mezzanotte di oggi obbligo di mascherine e guanti sui mezzi pubblici. Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l'uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto sia su gomma che su acqua, spiega l'assessore trasporti alle infrastrutture Elisa De Berti. Queste disposizioni entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore che stanno svolgendo in questo momento un delicato servizio per l'emergenza sanitaria. Gli effetti delle misure anticontagio stanno iniziando a mostrare i loro frutti nel Veneto orientale. Il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, fa il punto della situazione e annuncia in questa settimana test a tappeto in tutte le case di riposo. La pressione sul Covid Hospital di Jesolo si sta un po' allentando, non dobbiamo certamente dire che sta andando bene, ma sta andando meglio di come era qualche settimana fa, sia per quanto riguarda i posti letto della terapia intensiva, sia per quanto riguarda i posti letto per la semi-intensiva e gli infettivi. I pazienti ricoverati in area non critica sono una quarantina, quelli in terapia intensiva 14. Segnali incoraggianti, ma che non devono far abbassare la guardia quelli che arrivano dall'azienda sanitaria del Veneto orientale. Lo ripete più volte in videoconferenza il direttore generale Carlo Bramezza. La battaglia contro il coronavirus continua, con un'attenzione particolare alle case di riposo. Ieri abbiamo iniziato a usare i kit sul personale, su tutti gli ospiti e stamattina abbiamo finito con tutto il personale, 76 ospiti e 78 operatori della casa di riposo di Caorle, la Domoschetta. Di tutti questi gli ospiti sono tutti 76 negativi. Nel giro di questa settimana saranno monitorati tutti gli ospiti e tutto il personale delle 12 case di riposo sul territorio di competenza dell'ULSS 4 Veneto orientale. Intanto i primi segnali che arrivano da Caorle sono confortanti, così come lo sono le notizie che arrivano da Portogruaro. La casa di riposo Francescon, che ha avuto nelle settimane scorse il problema più importante con gli ospiti del nucleo demenza, alcuni ospiti del nucleo demenza affetti dal virus. La situazione, loro hanno subito messo, diciamo così, in isolamento questi ospiti, li hanno anche ben curati e ad oggi quasi tutti sono asintomatici, cioè hanno superato la fase, diciamo così, della malattia, del virus. Un uomo di Dese è stato denunciato dai carabinieri per false attestazioni e per delitti contro la salute pubblica. L'uomo è stato sorpreso a passeggiare
per il bosco di Favaro, nonostante gli fosse stata diagnosticata la positività dal Covid-19 con un tampone a fine marzo. Durante il controllo ha tergiversato sul suo stato di salute, che i carabinieri hanno poi appurato attraverso laser, oltre alle false attestazioni. Quindi è scattata anche l'accusa di delitto contro la salute pubblica, molto più grave e circostanziata. In 15 giorni sono state controllate dallo Spisal oltre 3.000 aziende, i dati illustrati dall'assessore Lanzarin, che ha annunciato anche l'avvio dei lavori delle unità speciali USCA. Allora, fino ad oggi sono state fatte 3.764 verifiche, sono state controllate quindi 3.764 aziende, per un totale di circa 194.450 lavoratori, quindi un numero molto importante. Continuano senza sosta i controlli nelle aziende. Nel consueto punto stampa, l'assessore alla sanità Lanzarin ha illustrato i dati elaborati dai dipartimenti di prevenzione e dallo Spisal delle aziende ULSS. Sono circa 243 aziende al giorno per 5.300 lavoratori circa in tutte le aziende sanitarie. Le aziende sono le aziende divise per vari settori, da quello metalmeccanico, quello della grande distribuzione, alle confezioni alimentari, alla ferramenta, al trattamento dei rifiuti, insomma chimica, insomma, quindi molto distribuite anche come categorie. Nessuna azienda in seguito ai controlli è stata sanzionata o chiusa. Lanzarin ha poi annunciato l'entrata in funzione delle unità speciali, le cosiddette USCA. Ed è iniziato anche perché c'è stato un protocollo che è stato varato dal Comitato Scientifico Veneto, la somministrazione a casa dei farmaci, quello per gli antimalarici, la clorochina. Agli antimalarici. Da oggi abbiamo anche, sono entrate in funzione da ieri le USCA, che sono le unità speciali che sono state costituite tramite il decreto tramite il DPCM del governo, che vanno ad affiancare quindi e a sostenere i medici di medicina generale nel controllo, quindi anche a domicilio e anche nella somministrazione dei farmaci. E abbiamo inserito anche le USCA per la somministrazione dei farmaci accanto ai team che oggi ogni azienda sanitaria ha costituito per la verifica all'interno delle case di riposo, perché anche in questo caso iniziamo con la somministrazione di questi farmaci alle persone positive che ci sono all'interno delle case di riposo e che possono sostenere una cura farmacologica di questo tipo. Il Venezia Calcio ha reso noto che il calciatore Antonio Junior Vacca è risultato positivo al test per l'identificazione del coronavirus. Attualmente si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate ed oggi ha superato la fase sintomatica. La società nei prossimi giorni si adopererà per attuare le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati e dipendenti. Ed ora con l'assessore Bottaccini facciamo il punto sulla distribuzione delle mascherine nel territorio. Abbiamo inviato con la spedizione di ieri in totale 8.342.000 mascherine, quindi abbiamo distribuito ai comuni una quantità di mascherine che copre il 168% della popolazione, quindi c'è più di una mascherina e mezza per abitante. Ieri noi facciamo frequentemente anche le videoconferenze con le province e con l'ANCI e abbiamo ribadito quella che era l'indicazione che avevo dato all'inizio, e cioè di cercare di essere il più capillare possibile, nel senso che noi le spediamo quasi quotidianamente i quantitativi che ci arrivano ai comuni, poi i comuni organizzano la distribuzione. La distribuzione di mascherine da parte della Regione sul territorio sta continuando a 360 gradi, ma l'assessore Bottaccini invita a fare chiarezza ancora una volta su un aspetto che alcuni non avrebbero compreso. Con l'obbligo che viene imposto di scrivere non è un dispositivo di protezione individuale, non è un presidio medico chirurgico, molti cittadini si pongono la domanda e dicono ma allora non servono a nulla. Non è così, perché il dispositivo medico-chirurgico è definito da una normativa specifica che prevede alcune cose,
non entro nel dettaglio tecnico. Stessa cosa per il dispositivo di protezione individuale. Si chiamano dispositivi di protezione individuale perché la legge li chiama dispositivi di protezione individuale ed hanno determinate caratteristiche. Ciò non vuol dire che altri dispositivi siano comunque protettivi e siano comunque filtranti. Abbiamo chiesto per l'ennesima volta al Ministero della Sanità se è possibile spiegare questa cosa o al di là di queste due scritte consentire una dicitura che comunque sono dispositivi protettivi, oppure di non obbligare a scrivere queste due diciture, perché sennò il cittadino fa confusione, e questa è la parte che mi preoccupa di più, e qualche cialtrone invece fa polemica. Questa è la parte che mi interessa un po' meno. Il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, è stato dimesso dall'ospedale di Jesolo ed è tornato a casa dopo essere risultato negativo al test del Covid-19. Dovrà comunque stare a riposo per un mese per una polmonite batterica. Un pensiero a chi era in reparto con me, magari vorrebbe essere a casa, o chi avrebbe voluto tornare a casa ma non ce l'ha fatta. E credo che debba essere di monito. Mi piacerebbe che almeno con il pensiero tutti i cittadini provassero a sentirsi in uno di quei reparti per diventare ancora più responsabili rispetto ai comportamenti individuali. Ora che il test ha escluso il Covid-19 e che è potuto tornare a casa, il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, dedica il primo pensiero a tutti gli ammalati e al personale sanitario impegnato in turni massacranti per combattere il virus. Venerdì pomeriggio era stato lo stesso Cereser ad annunciare tramite il suo profilo Facebook il ricovero a Jesolo a seguito di un'infezione polmonare, sintomi che avevano fatto temere il coronavirus. Sabato, in un secondo post, Cereser scriveva di essere in attesa dei risultati del tampone, che avrebbe poi dato esito negativo. So di non essere una delle categorie a rischio e molti di noi magari l'hanno presa senza avere particolari sintomi. E quindi no, paura direi di no, però sicuramente adesso più tranquillo rispetto alla possibilità che potesse essere Covid. Attorno ad Andrea Cereser si era stretta in queste ore un'intera comunità, trasversale anche la solidarietà del mondo politico, dal presidente della regione Luca Zaia al presidente di Enci Veneto Mario Conte. Ad attendere il primo cittadino di San Donà di Piave c'è ora circa un mese di riposo. È una polmonite batterica e quindi che si può controllare con gli antibiotici, con il riposo, con la pazienza. E quindi sì, su questo tranquillito. Da questa coincidenza che è capitata proprio nel momento in cui la causa principale di polmonite questo tempo è da corona, per fortuna non è stato così nel mio caso. 23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli uffici postali. È previsto da una convenzione nazionale tra Poste e l'Arma dei Carabinieri. Spiegano l'azienda e l'Arma con una nota: per tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti. Il servizio, spiegano, non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. Siamo alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri di Spinea che hanno arrestato in flagrante uno spacciatore albanese trovato in possesso di cocaina. Il controllo era iniziato per far rispettare i divieti anti-Covid-19 e si è concluso con un arresto in flagranza per spaccio. I carabinieri di Spinea hanno colto sul fatto un cittadino albanese di 19 anni trovato in possesso di più di 10 grammi di cocaina e 285 euro in contanti. Lo straniero ed un giovane di Martellago erano stati notati gesticolare in un'auto parcheggiata a bordo strada. Sotto al sedile dell'albanese è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette con 21 dosi di cocaina pronte allo spaccio. Dalla perquisizione domiciliare poi sono stati invece sequestrati i classici bilancini e tutto il materiale di confezionamento.
Dall'indagine è emerso che il giovane italiano era sotto ricatto per un debito di droga non saldato. Per l'albanese è scattata quindi anche l'accusa di tentata estorsione, mentre entrambi sono stati contravvenzionati per la violazione del divieto Covid-19. Ed ora la proposta di un imprenditore veneziano d'adozione che ha offerto alla Regione la disponibilità a titolo gratuito di una struttura ricettiva per dare alloggio a chi esce dal coronavirus, 55 i posti letto. L'ex casa delle suore Elisabettine a Città Giardino Lido di Venezia a disposizione per dare un alloggio ai pazienti coronavirus non più acuti che hanno bisogno di un periodo di convalescenza prima di tornare alla vita normale. La proposta di disponibilità a titolo gratuito è stata messa nero su bianco dall'imprenditore Antonio De Martino, delegato della società ADM Group, titolare dell'edificio. La struttura è in ottime condizioni, è composta da 32 camere con bagno interno, semi-arredata, per un totale di 55 posti letto e con piccoli accorgimenti può essere attiva e resa funzionante. Una proposta che raccoglie anche l'idea lanciata dall'assessore veneto al turismo Federico Caner e che segue quanto ha messo in atto con alcuni alberghi anche la Regione Lombardia. Il mio grande senso di responsabilità e solidarietà mi suggerisce di contribuire e cooperare per quanto posso. Creare un'altra struttura sanitaria per affrontare l'emergenza del coronavirus sarebbe di supporto alle strutture sanitarie e darebbe maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. De Martino ha così scritto all'assessore regionale alla sanità Lanzarin, al prefetto di Venezia Zappalorto e al direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Darben. Spiega i motivi di questa scelta che potrebbe aprire una strada importante della solidarietà anche di altri imprenditori. Fare sinergia per affrontare i disagi ed essere solidali con le istituzioni e i poli sanitari in questo momento drammatico. Credo che ciascuno in questa situazione debba mettere a disposizione delle collettività ciò che ha. Per quanto poco tanto non si può essere passivi, ma bisogna reagire nel modo più costruttivo possibile. Io ho messo a disposizione il mio immobile a titolo gratuito per il periodo necessario affinché ne facciano l'uso che ritengano più opportuno insieme alla comunità e particolarmente per quelle del Lido che tanto mi sta a cuore. Ed ora continuiamo con l'incendio di una stalla a Concordia Sagittaria. I vigili del fuoco hanno terminato solamente intorno alle 11 di questa mattina le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato poco prima delle 19:45 della sera scorsa in via Bonatta, Concordia Sagittaria. L'incendio ha bruciato una struttura usata come ricovero mezzi agricoli e piccola stalla all'arrivo da Portogruaro, San Donà, Mestre e Cauro di 17 operatori intervenuti con 3 autopompe e un'autobotte, il carro aria, il nucleo biologico, chimico, radiologico. L'intera struttura di circa 120 metri quadri era avvolta dalle fiamme. Il proprietario 64enne nel tentativo di spegnere le fiamme si è ustionato ed è stato portato in ospedale. Nell'incendio sono perite alcune caprette che si trovavano all'interno della baracca che ospitava anche molta legna da ardere. Secondo i pompieri le fiamme potrebbero essere state innescate da alcune scintille durante i lavori di saldatura. La bonifica della struttura, la cui copertura era in Eternit, sono andate avanti per tutta la notte. Sirene spiegate e applausi da parte dei pompieri davanti agli ingressi principali di tutti gli ospedali della città metropolitana di Venezia. Questo è il segnale di ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora negli ospedali per combattere il virus. Sirene spiegate dei mezzi di soccorso e applausi da parte dei pompieri schierati davanti agli ingressi principali degli ospedali e strutture sanitarie della città metropolitana di Venezia. Questo il segnale di ringraziamento che il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha voluto attribuire a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al virus. La scena si è così ripetuta all'ospedale Arcangelo di Mestre, al Civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, passando per Villa Sarus, ospedale di Doro, ospedale di Milano e distretto del Lido. Il grazie in questo momento difficile anche di volontari e associazioni, sintetizzato dal referente dell'AISM Salvatore Cocco, lui stesso sempre impegnato in prima linea per aiutare gli altri. Il mio grazie è a 360 gradi.
va innanzitutto al mondo sanitario, ai medici, agli infermieri, agli OS, agli autisti, a chi fa le pulizie, alla security, a chi lavora nelle farmacie. Avendo avuto Graziella, che è stata mia sorella e che vedete alle mie spalle nel quadro di Don Giampaolo Girardello, medico, scomparsa prematuramente e che ha donato tutti gli organi, salvando vite. Un abbraccio collettivo. A voi tutti i sanitari dico grazie. Grazie a quanti non possono stare a casa. Forze dell'ordine, pompieri, vigili, polizia, carabinieri, finanzieri. Gli amici che lavorano nei supermercati. Gli amici della protezione civile per i molti servizi che stanno facendo. Ne abbraccio 2 per tutti. Nicola Ligi e Francesco D'Este, responsabile di Venezia Mestre e responsabile del Lido. Gli amici che lavorano nel mondo dei trasporti e dei trasporti pubblici. Siamo arrivati al termine. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring. Interverranno con collegamenti Skype Giorgio Palù, virologo, Sergio Giordani, il sindaco di Padova, Mario Conte, sindaco di Treviso, Alberto Villanova della Lega ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Il nostro territorio continua ad essere protetto dall'alta pressione, la quale garantirà una settimana santa all'insegna di un tempo stabile. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 7 aprile. Sul Veneto sarà asciutto da mattina fino a sera, il tempo si manterrà ampiamente stabile e soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Il cielo poi si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature in aumento, torneranno infatti sopra la media del periodo, minime tra i 4 e i 10 gradi, valori massimi invece tra i 19 e i 21 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole ovunque e precipitazioni assenti, anche qui il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime tra 7 e 12, massime tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà soleggiato dappertutto e nuvolosità assente come vediamo. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece fino a 23 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.